L'equivoco di fondo è se fai una cartina del Friuli storico o se fai una cartina di attualità. Segnalerei diversamente le aree venetofone, fra le quali la Bisiacaria a cui appartengo, quindi sostanzialmente il contesto dei comuni del Monfalconese, Monfalcone e il Mandamento. Così giovedì scorso nella nostra trasmissione del mattino Enrico Bullian, consigliere regionale di Patto per l'Autonomia, originario di San Canzian di Sonzo, aveva innescato la polemica sulla mappa prodotta da Arlef con fondi regionali, temendo che la cartografia del Grandi Friuli, che comprende anche l'Isontino, possa diventare la base di riferimento per insegnamenti scolastici, ma soprattutto la piattaforma di riferimento per la futura grande provincia del Friuli, escludendo il ruolo di Gorizia. Una posizione non andata giù al suo stesso capogruppo Massimo Moretuzzo, l'ex sindaco friulano di Mereto di Tomba, scelto dal centrosinistra alle scorse elezioni come avversario di Fedriga per la corsa a governatore, che lo ha escluso dalla quinta commissione, che oggi ha approvato il piano per la lingua friulana con i voti della maggioranza, l'astensione dell'opposizione, ma nessun voto contrario, tornando sul contrasto con il collega. In un gruppo consiliare è normale avere delle diversità di vedute su alcune questioni, questo vale per chi è al governo e vale anche per chi sta all'opposizione. Quello che però non è normale è che queste diversità non si cerchi di superarle, cercando anche di condividere alcune questioni di fondo e di trovare una posizione che sia comune per affrontare le questioni. Bullian, dal canto suo, presente comunque in aula ma senza diritto di voto, ha manifestato la volontà di riconciliarsi con Moretuzzo. Ma per il momento non c'è stata occasione ancora di vederci. Oggi ero impegnato fra l'altro nei lavori della commissione alla quale ho partecipato comunque proprio sul tema del piano linguistico friulano e insomma avremo sicuramente modo di sentirci nei prossimi giorni. Ecco. Il leader della Civica invece, da quanto filtra peraltro di fronte a una coesione sempre latente del componente isontino alla linea del patto per l'autonomia, lo ha messo già sostanzialmente alla porta. Credo che sia importante che gli impegni assunti verso chi ha eletto le persone che oggi stanno in Consiglio regionale vengano rispettati, che si rispetti la storia di un partito come il Patto per l'Autonomia che è presente da 2 legislature in Consiglio regionale e che quindi anche il gruppo consigliare in qualche modo tenga conto di questi impegni e di questa storia. Ci sono una serie di questioni sulle quali è fondamentale tenere la barra dritta, non tutti lo fanno e quindi è giusto ed è legittimo che si traggano le necessarie conseguenze.